Salve amici e ben ritrovati con la musica classica napoletana. Oggi vi farò ascoltare una bellissima canzone perché voglio ricordare un grande cantante che purtroppo non c'è più. Sto parlando di Franco Miraggio. Vi farò ascoltare Se non interessa a te. Questo brano è un brano molto impegnativo e difficile. È una delle migliori canzoni che ha fatto Franco Miraggio. Eppure, perché vi dico è difficilissima la canzone? Perché la canzone è impegnativa e si deve sapere cantare, signori miei. Io batto sempre là, sì, lo dico sempre. La musica napoletana è una musica, a parte che è un patrimonio artistico che dobbiamo tenere cara, per quelli che lo capiscono, per quelli che non lo capiscono, peggio per voi, signori miei. Voi avete visto tutti i miei video, sono seri, puliti, con la canzone fatta per bene. Come siciliano io mi sento bravo, bravissimo, perché cantare in napoletano, signori miei, è difficile. Come vi ho detto sempre, ci vuole la pronunzia, l'interpretazione della canzone. Poi voi avete visto i miei video, sono tutti seri e puliti. Invece ci sono certi video di certe persone sono volgari, non si sanno presentare, analfabeti. Lasciamo perdere, perché viene il voltastone, rovinano le canzoni. Ma io non lo so come non si chiudono i siti a queste persone. Io non capisco. Comunque, lasciamo perdere, perché anche quando uno si presenta in un video si deve sapere presentare, non deve sbagliare a parlare. Deve essere corretta una persona e non deve offendere a nessuno, perché vi chiudono i siti. Avete capito? Comunque, lasciamo perdere. Vi faccio ascoltare di Franco Miraggio, amici miei. Io ci provo, perché non mi avanto io. Io dico ci provo, perché la musica napoletana si deve sapere interpretare. Vi faccio ascoltare Se non interessa a te. Buon ascolto.
era un bel pezzo di Franco Miraggio, infatti questa canzone è stata dedicata a tutti quelli che amano la vera musica napoletana. Va bene amici, vi saluto e ci risentiremo alle nuove sorprese. Arrivederci e buona giornata.